Affollata e partecipata manifestazione si è tenuta recentemente a Caltabellotta per festeggiare il giovane studente Giuseppe Turturici, che lo scorso 22 ottobre è stato insignito al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l'alta onorificenza di Alfiere del Lavoro, una premiazione riconosciuta a 26 studenti di tutta Italia, diplomati con il massimo dei voti, con il curriculum dei 4 anni precedenti, con una media di almeno 9 decimi in tutte le materie. Il giovane Turturici, unico in provincia di Agrigento, ha ricevuto nel paese natio i festeggiamenti organizzati dal sindaco, dal preside della locale scuola Ferrandelli, dal dirigente Raffaele Zabot, dell'ufficio scolastico provinciale di Agrigento e dai maestri del lavoro del consolato di Agrigento, guidati dal console Giuseppe Migliore, che ha consegnato una targa al merito. Oggi ci troviamo a Caltabellotta per rendere omaggio a un giovane, a un brillante giovane che è stato nominato dal Presidente della Repubblica Alfiere del Lavoro, uno dei 25 di tutta Italia nominato per le sue capacità e l'impegno che ha dato nel mondo dello studio, sia nel quadriennio precedente nella scuola superiore al liceo di Sciacca, sia all'ultimo anno dove si è diplomato con la media di 100 e lode. È un riconoscimento che ci vede vicini perché lui è un alfiere, quindi un under, un giovane, un cadetto, e noi siamo i maestri del lavoro, cioè coloro i quali dobbiamo trasmettere ai nostri giovani i valori del mondo del lavoro. E siamo qui per consegnare una nostra targa di merito a questo brillante Giuseppe Turturici che, pur venendo in una piccola comunità, sta facendo delle grandi cose. E noi ci sentiamo vicini a questo ragazzo proprio perché faccia da esempio ai suoi coetanei e porti onore alla nostra provincia e alla nostra terra siciliana. Il titolo è innanzitutto un motivo di orgoglio e di onore perché mi pregio di rappresentare l'intera mia città di origine, Caltabellotta, la città in cui ho studiato per 5 anni al liceo Sciacca e insieme tutta la provincia di Agrigento, da cui sono emerso come miglior studente, diciamo. Quindi è senza dubbio una grande soddisfazione personale aver raggiunto questo traguardo che inseguivo fin dalla seconda mia superiore, e insieme anche una grande responsabilità perché capisco di avere sulle mie spalle, diciamo, questo peso, se così possiamo dire, e so di non dover deludere il mio paese e le aspettative che ci sono su di me.